Sandro Lopiparo, volto nuovo, non tanto del futsal perché lo abbiamo già raccontato sulla pagina del Trem, ma poi volto nuovo della società del presidente Di Simone. Intanto le prime sensazioni dopo i primi giorni di lavoro qui. Ma le prime sensazioni sono quelle di un gruppo divertente, affiatato, che lavora divertendosi ma con impegno. Sono qui da qualche giorno perché il rapporto che mi lega al mister Mosca è un rapporto che affonda le radici molto in là nel tempo, per cui credo che questo sia un sodalizio che si manterrà anche non soltanto nel presente ma anche nel futuro. Ecco, tra l'altro proprio con mister Mosca parlavamo del debutto del Trem sotto questa nuova guida, una bella vittoria su un campo difficile come quello di Altofonte, insomma un bel modo per cominciare. Assolutamente sì, anche perché la classifica secondo me è bugiarda. Quello che ho visto sabato al Palacanino è un Atletico Monreale che ha dato filo alla torcia e che secondo me non merita quella posizione in classifica, a maggior ragione viene avvalorata la vittoria della nostra squadra. Per quanto mi riguarda sono molto attento al ruolo dei portieri perché è il ruolo che mi ha contraddistinto per tanti anni e quindi mi ha fatto molto piacere vedere Gio sugli scudi con una prestazione di alto livello e cercherò di mettere a disposizione dei ragazzi con impegno e dedizione di cui dispongo. Ora testa però alla prossima partita contro il Sant'Isidoro, altra partita molto insidiosa perché anche i biancorossi sono in lotta per salvarsi. E quando il gioco si fa duro si dice che i duri cominciano a giocare. Noi credo che non siamo morbidi e quindi cercheremo di rendere difficile la partita per ogni avversario che incontreremo.